Siamo al congresso ESMO di Barcellona, il più importante congresso di oncologia in Europa e uno dei più importanti al mondo, e abbiamo appena assistito alla presentazione dei risultati aggiornati a 4 anni dello studio Natalie. Che cos'è lo studio Natalie? È uno studio che ha previsto l'aggiunta di un nuovo farmaco alla terapia ormonale, il trattamento standard che facciamo da anni per le donne con tumore al seno ormonosensibile operate. Il ribociclib, che alla dose di 2 compressi al giorno per 3 anni, aggiunto alla terapia ormonale, ha prodotto un ulteriore miglioramento del rischio di queste pazienti, riducendo il rischio del ripresentarsi della malattia, la cosiddetta recidiva, di circa il 28,5%. Addirittura raggiunge il 34,4% nelle donne a rischio più basso, cioè quelle senza metastasi ai linfonodi ascellari. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che oramai questi risultati sono molto maturi e stabili, quindi direttamente traslabili nella pratica clinica appena il farmaco sarà disponibile, e poiché c'è una tendenza al miglioramento col maturare dei dati, è possibile che matureranno migliorando ulteriormente nei prossimi anni. Quindi veramente una buona notizia per le donne col tumore al seno operato ormonosensibile, perché si pongono le basi per un miglioramento dei tassi di guarigione.